Ben ritrovati amici di Matto Scacco, oggi voglio mostrarvi questa partita giocata proprio recentemente nel torneo di Dubai che si sta ancora svolgendo. Vediamo in questa partita un maestro Fide da un nome impronunciabile che gioca col nero, che ha una precisione incredibile, potrebbe probabilmente battere un motore con questa precisione e quindi andiamo a vedere la partita in questione. D4 gioca contro un maestro internazionale, 2461 punti, quindi una categoria sopra la sua tendente a grande maestro. Cavallo F6, C4 e 6, ora su cavallo C3 uscirà alfiere B4 con tutta probabilità andando nella Nibzo indiano, una difesa utilizzatissima ad altissimi livelli, sta per uscire tra l'altro anche sull'Accademia il corso completo per chi vuole imparare a giocare questa difesa. Cavallo F3, alfiere C5. Ovviamente giocando alfiere F3, cavallo F3, scusate, il bianco evita diciamo la Nibzo indiana e va in quella che viene chiamata Bogo indiana. Alfiere B4 scacco, alfiere D2, C5 tipica mossa, alfiere per, pedone per. Ora questo pedone che è molto avanzato, si trova nello schieramento del bianco, in realtà è una spina nel fianco. È vero che magari è debole perché è lì da solo nella metà campo avversaria, ma come puoi vedere compie una fortissima compie un'azione di intralcio allo sviluppo del cavallo e in genere un po' tutti i pezzi, quindi prima o poi il bianco troverà un modo per togliere questo fastidiosissimo pedone e il bianco decide di giocare a 3 su B per, arriva torre per A3 e B6. Adesso il problema del nero è quello di dare uno spazio a questo alfiere, dato che su questa diagonale non aveva futuro vista la struttura di pedoni, decide di metterlo in B7. Talvolta questo alfiere viene messo anche in A6, ma in A6 ovviamente a questo giro non è possibile poiché la casa è ipercontrollata. Alfiere D3, alfiere B7, cavallo C3. Ora si può scegliere di giocare in stile riccio, quindi con pedone D6, cavallo B D7, eccetera, ma il nostro maestro Fide decide di giocare in maniera più tosta, D5. È vero che D5 al momento è una mossa che chiude l'alfiere, ma bisogna sempre vedere un pochettino più in là nel gioco degli scacchi e basterà in futuro un D per C4 che la situazione si aprirà, quindi va benissimo, arrocco corto, D per C4 infatti, alfiere per e adesso A6. Queste spinte in sesta traversa sono tipiche della struttura riccio, sono molto solide ed impediscono bene i movimenti ai pezzi avversari. Alfiere di 3, B5, questa mossa è vero che mette tutti i pedoni sul bianco, ma grandi indebolimenti non ci sono, visto che il bianco non ha più per esempio un pedone A per tentare di rompere questa struttura pedonale. Torre in A1, cavallo C6, alla fine il cavallo viene sviluppato tramite C6, torre C1, torre C8, fin qui la partita è in piena parità. Siamo ancora, diciamo, abbiamo appena terminato l'apertura, o forse la stiamo ancora per terminare, ma fin qui nulla di eccezionale. Arriva però una mossa ora molto particolare. Qui che cosa consiglia il motore per il bianco? Consiglia una semplice donna E2 seguendo i semplici principi dell'apertura, ossia prima di fare qualsiasi cosa sposta la donna, fai guardare le torri, poi pensi a tutti i piani di gioco, d'attacco, miglioramento dei pezzi. Qui invece il maestro internazionale Jan Malek, si chiama come il mio dentista, va a giocare cavallo in E4. Questa mossa, che sembra un semplice cambio, in realtà porta con sé delle insidie. Qui il nero cattura con punto esclamativo, ma come mai una semplice cattura, punto esclamativo, e alfiere per E4. Ora voglio che metti in pausa la posizione, perché qui c'è un alfiere sospeso, ossia un alfiere che non è difeso da nessuno, e quando i giocatori forti vedono un pezzo sospeso cercano nella posizione qualsiasi modo
per trovare un colpo tattico. Quindi ti invito a mettere in pausa il video, staci anche qualche minuto e cerca di trovare il colpo tattico a partire da ora. Bene, spero che tu abbia fatto questo esercizio. Mossa al nero che gioca la bellissima, e dico bellissima, cavallo in D4, che merita veramente i 2 punti esclamativi. E perché è così bella questa mossa? Perché ci sono tantissime varianti, ma tutte le varianti alla fine in qualche modo sono buone per il nero. Allora, l'idea qual è? Metto il cavallo, così se mi mangi il cavallo, ti mangio l'alfiere e ho guadagnato un pedone. Tenendo conto che anche noi abbiamo un alfiere in prezzo, cioè questo è incredibile. Quindi le varianti quali sono? C'è da calcolare donna per, c'è da calcolare pedone per, c'è da calcolare cavallo per, c'è da calcolare alfiere per, ma tutte queste in realtà poi portano in favore al bianco. Per esempio, supponiamo un pedone per, semplicemente qui arriva alfiere per E4, hai perso il pedone, ti ritrovi con un pedone isolato, partita, vantaggio netto per il nero. In caso di cavallo per, anche qui segue alfiere per E4, hai perso un pedone, vantaggio per il nero. Che cos'altro c'è? C'era donna per D4. Donna per D4 forse era quella un pochettino meglio di tutte. È vero che dopo cattura, alfiere per, come sempre il bianco con un pedone in meno, con un pedone isolato, ma c'era un grande ma, è che in realtà qui dopo cattura di donna il bianco non era costretto a ricatturare subito, ma aveva per esempio alfiere per H7 intermedia. Questa è la famosa mossa del desperado. Dato che questo alfiere comunque alla prossima verrà mangiato, almeno ti prendo un pedone. E ora non questa, ma questa. E qui il bianco. Qui il motore dice comunque leggero vantaggio per il nero dato dalla maggioranza di questi pedoni sull'ala di donna, ma perlomeno il materiale è pari, quindi questa probabilmente era la variante meno peggio. In partita su questa mossa che cosa gioca il nostro amico maestro internazionale? Gioca probabilmente la continuazione peggiore, alfiere per B7, punto di domanda. L'idea qual è? È che se ora mi catturi il cavallo, io ritorno indietro con l'alfiere e in realtà qui non c'è nulla di cui preoccuparsi, qualsiasi cosa in realtà va bene, non so, il motore dice donna per D1, torre in F per D1, però qui diciamo che il bianco ha un pezzo in più, quindi c'è poco da preoccuparsi. E quindi qual è la variante più devastante? La variante più devastante è quella che viene giocata in partita, che è torre per C1, bellissima. Ovviamente la donna non può catturare in C1, altrimenti segue il doppio. E quindi su torre per C1 che cosa decide di giocare il bianco? Decide di giocare giustamente donna per, ma adesso segue un'altra mossa molto bella. Donna C7, si tiene la torre, si minacciano entrate come scacco e ti rientro qui e praticamente ti minaccio quasi il matto, ti sto minacciando l'alfiere. E ora che cosa si gioca? Non è facile trovare la continuazione migliore. Qui il bianco è molto materialista, gioca alfiere per A6, dicendo ok, mi riprendo il pedone di svantaggio, ma questo alfiere in realtà si può notare benissimo che non ha tante case per scappare. Dovrebbe catturare questo pedone per scappare, ma dopo torre per F1 e re per F1 arriva donna C6, la semplicissima ed elegantissima donna C6, e questo alfiere in trappola. Quindi ora la partita segue in realtà tutto poi in discesa per il nero, perché dopo donna per A6 il bianco cerca di creare qualche complicazione attaccando la torre. Qui bravissimo il nero a cercare sempre le mosse attive, no? Qui magari una persona come noi avrebbe cercato, non so, di portare in gioco la torre che era attaccata, invece scacco di scoperta, il re si sposta, la torre è pronta ora per scendere e dare fastidio, e su questo attacco sulla torre ancora una volta ci sono mosse attive, contro minaccia su questa donna. La donna non può togliersi da questa diagonale perché deve difendere il cavallo, quindi sempre mosse attive. Anche qui
duplice minaccia sulla torre, ma mosse attive, scacco, e poi ti scacco e ti prendo un altro pedone, e ancora una volta questa è stata molto bella, sacrificio del pedone per riportare anche la donna in difesa e tornare con più facilità, oppure continuare a dare scacchi. Il re invece si rifiuta, si sposta, torre F8 la più sicura, cavallo D5, donna per, e qui attenzione che su re H3 arriva B3, donna D6, attenzione che qui il bianco tenta il tutto per tutto, pedone B2, e ora arriva cavallo in E7, re in H8, e probabilmente il bianco aveva calcolato male, aveva calcolato che su questa perlomeno si sarebbe ripreso almeno la torre, magari andare in ripetizione, robe varie, ma questa mossa non funziona perché dopo F per la donna controlla la torre e non c'è neanche alcun giochino, quindi la partita in realtà poi finisce con un abbandono palese del bianco, visto che addirittura il nero si va a prendere la seconda regina. Quindi tutto è crollato, la posizione del bianco è totalmente crollata quando ha deciso di fare questa mossa avventata, quando ancora tutto lo sviluppo non era completato, e dopo cavallo alfiere qui il nero si è concentrato e ha detto: qui deve esserci della tattica. Alfiere sospeso e alfiere sospeso, ma qui bellissima cavallo D4 che porta poi a tutte le complicazioni che abbiamo visto. Alfiere B7 probabilmente la risposta peggiore, ma qui c'è tanto, cioè era veramente difficile calcolare questa intermedia. Guardate come molti colpi tattici derivano in realtà da dei semplici cambi. Ovviamente donna non si potrà giocare per il doppio, quindi donna per, e la difficilissima anche da vedere donna C7, che tiene la propria torre e dà uno sguardo all'alfiere. Ancora una volta una mossa non precisa per il bianco, e questo ha portato poi donna C6, bellissima. Quindi ok, un 98.3% di precisione per il nero, ma ricordiamoci che la precisione che ci assegna in questo caso chess.com è una precisione che si basa anche a come ha giocato il tuo avversario. Quindi io posso giocare anche una partita normale, però il mio avversario a un certo punto mi regala tutti i pezzi, io avrò probabilmente un 98-99% di precisione. È comunque una partita bellissima perché quel cavallo per D4 non era facile da vedere. Ottimo torneo, attualmente 2 su 2 questo maestro Fide, gli auguriamo il meglio, che adesso sicuramente al terzo turno andrà a sfidare grandi maestri, ma noi lo teniamo d'occhio. Ragazzi, spero che questa partita vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima e ciao!